Allora, lei è il primo, diciamo, della lista. Vogliamo innanzitutto spiegare agli ascoltatori perché è importante essere il primo della lista? È una responsabilità, è un riconoscimento del lavoro fatto, ma soprattutto è il ruolo di colui che deve girare un po' tutti i territori della circoscrizione e trainare in qualche modo alla vittoria. Però diciamo che ma chi è primo della lista ha la sicurezza di entrare, no? Sì, prima della lista è anche qualcun nel senso che in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta, con questa legge elettorale c'è un numero prevedibile di eletti. Lei ha toccato un dato interessante, legge elettorale. Che cosa ne pensa? Lei la cambierebbe questa legge elettorale? Sì, la cambierei, l'avrei cambiata e spero che la cambiamo presto. Bisognerebbe, secondo me, tornare a dei collegi, ad esempio uninominali più piccoli, dove il rapporto tra eletto e elettore sia riconoscibile. Pensi che nella mia circoscrizione c'è Venezia, Treviso, Belluno, tre importanti città, uno spazio troppo largo per poter poi avere un rapporto diretto, tant'è che noi le primarie l'abbiamo fatte poi provincia proprio per significare questo rapporto un po' più. Però questa legge elettorale, scusi, la favorisce, diciamo, no? In un certo senso. Nel suo caso elettorale non c'è dubbio che sì, questo è vero, ma il fatto che questa legge elettorale ci favorisca in questo momento non è un buon motivo per dire che sia giusta. Quindi lei la cambierebbe. Qual è la prima cosa, tra di voi parlerete sicuramente, qual è la prima cosa che volete fare importante se vincerete le elezioni? Guardi, sul piano economico io penso che bisognerebbe farne due. Una, modificare questo patto di stabilità che blocca i comuni perché le conseguenze sono sui servizi dei cittadini, e il secondo, ridurre un po' le tasse, dico un po' che bisogna essere onesti, non si può togliere tutto. Esatto, sul lavoro e sull'impresa, e soprattutto all'interno della mia circoscrizione al territorio nel Veneto e nel nord-est, significa immediatamente mettere in moto processi a favore dell'occupazione dell'impresa. Sul piano dei diritti noi abbiamo detto che la prima cosa che vogliamo fare è che sia nato in Italia è italiano, il riconoscimento delle persone, dei diritti, soprattutto penso ai bambini, penso alle nostre scuole, dove ormai c'è un pluralismo di persone, culture, che ha bisogno che siano tutti uguali. Bene, grazie all'onorevole Paolo Baretta, capolista PD alla Camera